Salve, sono Maria De Logu, la segretaria particolare dell'assessore Ilaria Portas e stasera mi trovo ad Ollastra per un convegno estremamente interessante che riguarda in particolare la questione dell'artigianato e dell'artigianato locale, l'offerta oltretutto che si fa ai giovani rispetto ad un artigianato di questo tipo. È stato un incontro molto importante perché il nostro assessorato, guidato appunto da Ilaria Portas, che è l'assessora della pubblica istruzione, dei beni culturali, informazione, spettacolo, sport, politiche giovanili e lingua sarda, centra in pieno quella che può essere una rete importantissima da costruire insieme alle altre forze della Regione Sardegna, in particolare all'assessorato del turismo e all'assessorato del lavoro. Qui erano presenti i colleghi del turismo con i quali abbiamo dialogato a lungo e soprattutto erano presenti dei giovani imprenditori. Ecco, poter fare rete in questa maniera è molto importante e laddove si parla di conoscenza e competenza non può non esserci presente l'assessorato della pubblica istruzione. In questo caso io ho parlato stasera in modo più specifico di quelli che sono gli ITS, gli istituti tecnici superiori, che possono essere frequentati dopo il diploma, prima della università se la si vuole frequentare, o comunque sono un presidio molto importante dal punto di vista culturale che può dare comunque un tipo di diploma. In particolare il nono punto dei nostri ITS con la Fondazione TAC è molto importante perché si occupa proprio di turismo e artigianato e quindi in questo caso può essere tranquillamente utilizzato per fare squadra e anche come presidio importante di cultura. Ho precisato anche che fondamentale sarebbe in Sardegna in generale, ovviamente anche ad Ollastra, la destagionalizzazione del turismo e quindi la possibilità di, virgolette, utilizzare tutto ciò che la Sardegna può offrire anche da un punto di vista culturale e quindi il patrimonio materiale e immateriale che abbiamo dal punto di vista culturale, che può andare dalle domus che hanno appena ottenuto il riconoscimento dell'UNESCO, che è iniziato comunque nel 1997 con Sonuraggi di Barumini, oppure dal canto a tenores anche. Insomma, tutto ciò che è il nostro patrimonio culturale che può essere tranquillamente unito al turismo e può sicuramente servire per fare comunque non solo artigianato classico, diciamo così, ma sicuramente cultura unita al turismo, unita all'artigianato. Tutti insieme potremmo creare una grande filiera che possa essere utile ai nostri giovani e alle nostre giovani e più in generale alla nostra isola.